Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. In apertura la cronaca. È stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi il corpo privo di vita di Daniele Pittioni, il giovane scomparso 3 giorni fa tra Buttrio e Manzano. Forse è stato vittima di un incidente a bordo della propria motocicletta. Servizio. È stato trovato morto, forse vittima di un incidente a bordo della propria Harley Davidson, Daniele Pittioni, 32enne residente nella frazione di Orsaria, di cui non si avevano più notizie da 3 giorni. Daniele era riverso a terra in un fosso. A trovarlo i carabinieri della compagnia di Cividale della stazione di Premariacco, i quali avevano iniziato le ricerche dopo che i parenti avevano presentato denuncia. Il ragazzo infatti non si presentava da più di 48 ore a lavoro nell'azienda del Manzanese, nota per la produzione di mobili metallici, e non vedendolo arrivare il datore aveva avvisato preoccupato i parenti. Immediatamente i militari dell'Arma avevano diramato le ricerche del giovane, che era stato visto per l'ultima volta in un esercizio pubblico di Buttrio e mentre si allontanava a bordo della sua motocicletta. Tutti gli accertamenti del caso non avevano portato ad alcun rintraccio, non risultava infatti aver avuto accesso al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri dal giorno della sua scomparsa. Subito era stato attivato anche il piano provinciale delle ricerche disposto dalla prefettura di Udine, che ha visto in campo tutti gli organi coinvolti coordinati dai vigili del fuoco. Numerosi volontari delle squadre comunali di protezione civile a supporto fino al pomeriggio di oggi, quando il corpo è stato trovato esanime a terra in un fosso in via Sottomonte, a cavallo dei 2 comuni di Buttrio e Manzano. Sono intanto riprese le ricerche dell'uomo di 81 anni di Tolmezzo, che ormai non dà più tracce di sé dallo scorso 5 ottobre, dopo essere uscito dalla sua abitazione del capoluogo Carnico nel campo base sul ponte Avons. Sono al lavoro i volontari di protezione civile di Tolmezzo, Sutrio, Arta Terme, Cavazzo Carnico con i cinofili, i volontari del soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. Potranno essere trasportate a Riccione già a partire da lunedì le salme delle 6 persone, tra cui l'ex sindaco Massimo Pirone e 5 ragazzi del centro 21 morti ieri sulla A4 a San Donà di Piave nel Veneziano, in cui il pulmino dell'associazione romagnola ha tamponato un tir. A San Donà di Piave i parenti hanno potuto recuperare oggi gli effetti personali dei loro cari nella sede della polizia stradale, poi sono stati trasferiti tutti all'obitorio. Si terrà intanto domani sera nella chiesa di San Martino Riccione una veglia di preghiera per le vittime. Le famiglie dei ragazzi dell'incidente hanno espresso il desiderio di celebrare tutti insieme un unico funerale. L'amministrazione comunale di Riccione ha disposto il lutto cittadino per 3 giorni. Sono stati celebrati oggi i funerali di Lorenzo Toffolini, l'ex team manager dell'Udinese. A ricordarlo, fuori dal Duomo di Udine, uno striscione dei tifosi bianconeri, un amico che sarà sempre con noi, Mandi Tofful. Sentiamo. Un applauso accompagna il feretro di Lorenzo Toffolini, l'ex team manager dell'Udinese, morto inizio settimana fa a Gagna a seguito di un malore mentre era in auto. E l'ultimo saluto a uno dei personaggi più legati all'ambiente bianconero. Centinaia le persone presenti nel Duomo di Udine, tra questi anche vecchie glorie friulane come capitani Calori e Bertotto, Felipe e gli ex allenatori Giacomini e Del Neri. All'esterno i tifosi hanno voluto omaggiare l'ultimo tributo a Toffolini con uno striscione: un amico che sarà sempre con noi, Mandi Tofful. Toccante l'omeria di Monsignor Nobile, che ha voluto ricordare come la vita di tutti sia alla fine una vera e propria partita di calcio. La nostra vita è come una partita di pallone, di calcio. La nostra vita è la partita più bella che noi giochiamo. E abbiamo una responsabilità. Come nel calcio ci sono le regole, c'è un arbitro, insindacabile. Anche noi abbiamo delle regole somme, delle indicazioni bellissime. Quali sono? Ama Dio e ama il prossimo tuo. Una donna e una bambina di 8 anni sono state soccorse questa mattina a Trieste a seguito di un incidente stradale che l'ha vista coinvolta mentre si trovavano in sella. Uno scooter è successo all'incrocio tra via Brigata Casale e via Alpi Giulie. Per causa al vaglio delle forze dell'ordine, lo scooter è entrato in collisione con una vettura. La donna e la bambina sono state trasportate all'ospedale di Cattinara. Per la prima diverse contusioni in diverse parti del corpo, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Illesa, la bambina comunque è trasportata per accertamenti al nosocomio.
Voltiamo pagina, l'inflazione sta mangiando i risparmi delle famiglie. In Friuli Venezia Giulia la situazione più critica è a Udine, a dirlo l'analisi della CGA di Mestre. Servizio. In Friuli Venezia Giulia sono le famiglie ubicate a Udine a subire la perdita di potere d'acquisto più elevata in regione, pari a 921 milioni di euro, seguendo i nuclei residenti a Pordenone con 504, quelli di Trieste 382 e infine Gorizia 213. Alimentata dal caro energia, l'inflazione sta erodendo i risparmi anche delle famiglie del Friuli Venezia Giulia. Bisogna sterilizzare l'aumento del prezzo del gas prima che sia troppo tardi. Altrimenti, tra le altre cose, rischiamo un crollo dei consumi che costringerà molte imprese a chiudere definitivamente, anche perché fiaccate da bollette sempre più care. Veniamo ai dati della pandemia di oggi. I nuovi casi sono 1471, i ricoveri in terapia intensiva sono 9, le persone ricoverate in altri reparti 218, si registrano 5 decessi, 4 a Udine, 1 a Trieste. La politica, Cristiano Sciauli non è più il segretario regionale del PD e oggi le sue dimissioni. Ora toccherà alla prossima assemblea un congresso eleggere il nuovo capo del partito in vista delle prossime sfide, prima tra tutte quelle delle elezioni regionali. Sentiamo. Le mie dimissioni sono proprio per dare una mano al Partito Democratico, per svoltare pagina e per dimostrare ai cittadini che il Partito Democratico prende atto delle sconfitte, ne trae le opportune conseguenze e non fa finta di niente, come mi pare facciano molte altre forze. Cristiano Sciauli rassegna il proprio incarico da segretario del Partito Democratico. Lo fa a pochi giorni dalle elezioni nazionali che per il PD hanno rappresentato un vero e proprio terremoto politico. Nel corso della direzione regionale del partito che si è svolta a Palmanova, l'ex segretario ha sottolineato che servono al gruppo politico forze nuove. Io spero che ci sia sicuramente una segreteria autorevole e di rinnovamento. Sta all'Assemblea decidere se attraverso una scelta di un sostituto o attraverso un congresso che in qualche maniera chiami i nostri iscritti a scegliere una nuova classe dirigente e anche nuovi organismi dirigenti. Sciauli si è detto orgoglioso di aver chiuso lui tra i primi la porta in faccia ai 5 Stelle alle politiche dopo la responsabilità della caduta di Draghi. Per le prossime regionali ha spiegato bisogna però parlare con tutti, serve un'alleanza che guardi al Friuli Venezia Giulia. La sfida vera è far sì che anche la nostra discussione per l'elezione di nuovi organismi dirigenti e di un nuovo segretario sia una sfida sui temi, sia una discussione sui temi che possa coinvolgere le persone anche fuori dai recinti dei nostri iscritti e in qualche maniera possa essere anche propedeutica e aiutare la sfida delle prossime regionali. La Regione ha chiesto al Governo che venga riconosciuto lo stato di eccezionalità legato alla situazione di grave carenza idrica. L'assessore Stefano Zannier ha parlato di una grave crisi che sta colpendo in questo momento agricoltori e agricoltura. Sentiamo. 250 milioni di euro. E questa è la stima dei danni al settore agricolo causata quest'anno in Friuli Venezia Giulia dalla siccità. Una cifra stratosferica per la quale la giunta regionale, su proposta dell'assessore Stefano Zannier, ha chiesto oggi al governo di riconoscere lo stato di eccezionalità legato alla situazione di grave carenza idrica che ha colpito e sta colpendo la nostra regione. Zannier ha però voluto andare oltre, prospettando l'obbligo da parte degli agricoltori di munirsi di una polizza assicurativa. Punto cruciale, e questo già con la nuova programmazione che inizia col prossimo anno è stato inteso attivarlo a livello nazionale, è che dovrà esserci un metodo, un meccanismo, uno strumento con il quale l'assicurazione di fatto sia, non dico obbligatoria ma quasi, perché non possiamo pensare di intervenire ogni volta in via straordinaria per qualsiasi tipo di evento, primo perché è onerosissimo sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista dell'imprenditore, e secondo perché i fondi di solidarietà, in quanto di solidarietà, possono avere capienze anche troppo basse rispetto a un montante di danni che, ricordo, per la siccità di quest'anno noi, pur non avendo i dati certi in quanto le raccolte sono ancora in corso, si stima possa arrivare a circa 250 milioni di euro per il solo Friuli Venezia Giulia. Per preservare il settore vitivinicolo servono politiche coraggiose e soprattutto un cambio di passo. Fitopatie e cambiamenti climatici rischiano infatti di affossare un settore particolarmente redditizio per il Friuli Venezia Giulia. Se ne è parlato a Rauscedo durante l'evento Le radici del vino. Servizio.
Serve un cambio di passo e già a partire dal 2023 dovrà essere riprogrammata la viticoltura. E questo è il messaggio lanciato oggi pomeriggio a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda da Daniele Giacomel, direttore di Condifesa Friuli Venezia Giulia, in occasione del convegno Le radici del vino. Questo a causa dell'incidenza delle fitopatie, dei cambiamenti climatici e delle crisi politico-pandemiche. Quest'anno abbiamo avuto una recrudescenza di talune fitopatie tipo la flavescenza dorata e mal dell'esca, ma flavescenza dorata in modo particolare, che hanno messo a dura prova i viticoltori nel contenimento di questa fitopatia. E in più c'è il cambiamento climatico che è sempre in movimento, che ahimè crea maggiori difficoltà agli agricoltori in genere. Un cambiamento climatico che acuisce i fenomeni. Abbiamo visto quest'anno un anno di particolare siccità, con assenza di piogge e con temperature molto elevate per lunghi periodi. Un incontro nel quale si è parlato della salute del vigneto, della questione delle barbattelle e non in ultimo della gestione del rischio degli imprenditori. C'è bisogno di preservare la materia prima dalla germinazione alla raccolta, no? E quindi puntare tanto sulla difesa attiva, no? Quindi prodotti nuovi, situazioni nuove, strumenti nuovi anche nella fase di coltivazione. E poi c'è sempre la parte della difesa passiva, perché la grandine, per dire l'elemento più temuto dagli agricoltori, è sempre in agguato, insomma in 10 minuti ti rovina un anno di lavoro. Chiudiamo con lo sport, esattamente con l'Udinese. Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico Soltil dice: stiamo costruendo una mentalità vincente, un modo di affrontare l'avversario pensando a cosa dobbiamo fare noi, è una colonna portante del mio metodo. Ascoltiamolo. Le qualità ci devono essere sempre tutte per fare questo tipo di prestazioni e raggiungere questo tipo di risultati, cioè la vittoria fa parte di una mentalità vincente, che è uno stile di vita, è un modo di affrontare le partite, di affrontare l'avversario, più che altro di pensare soprattutto a quello che dobbiamo fare noi, e quello che dico sempre ai ragazzi è che è una colonna importante del mio metodo, che non vuol dire essere presuntuosi, ma semplicemente l'opposto. Essere consapevoli delle forze, restare umili, compatti, uniti, ma consapevoli che abbiamo delle qualità importanti che questa squadra sta mettendo in evidenza, e lo dobbiamo fare sempre di più. Ed è anche la vigilia di Pordenone Arzignano, le parole del tecnico Di Carlo: serve muoversi di più, attaccare meglio gli spazi per raggiungere la vittoria. Sentiamolo. In casa ancora non abbiamo mai vinto, quindi l'Arzignano non ha mai perso, ci sono tante motivazioni, ma soprattutto in questi 3 giorni ho visto la squadra concentrata e serenata molto bene, quindi sono molto fiducioso per raggiungere questa prima vittoria davanti al nostro pubblico. Quali devono essere gli ingredienti? Ritrovare il gol e poi? No, velocizzare il gioco, avere un po' più di dinamicità, che nell'ultima partita abbiamo avuto meno, e soprattutto essere aggressivi in avanti, aggressivi come squadra, perché abbiamo visto che quando lo siamo tiriamo fuori questa qualità che abbiamo nei singoli giocatori, e soprattutto giochiamo quel calcio che serve per vincere le partite. Non ci sono altre notizie dell'ultima ora, a me non resta che ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione, augurarvi buona serata a tutti e buon weekend. Arrivederci.